Allora, Il sindaco dice che se c'era il sole non veniva così bene. Ed è incominciato con l'esibizione di Red Canziani in Piazza dei Signori, un nuovo tempo per il mondo dello spettacolo. Il via ieri sera con il primo concerto all'aperto d'Italia dopo le chiusure dettate dal coronavirus. E non c'è stata pioggia in grado di fermare la grande emozione sul palco, ma anche tra sedie e logge, che ha tenuto sotto ombrelli impermeabili per oltre un'ora, oltre 500 spettatori. Abbiamo fatto bene a farlo anche se pioveva, perché la gente ha bisogno di musica, la gente ha bisogno di sorridere, di tornare a vivere, e questo concerto è stata veramente la piccola scintilla che ha riacceso tutto. Sono quello che respira piano per non svegliare te. Note intramontabili davanti ad un pubblico seduto e distanziato secondo le regole per un evento voluto fortemente dal Teatro Stabile del Veneto e dal Comune di Treviso. Qui abbiamo dato dimostrazione, grazie come sempre ai nostri cittadini, che si può ripartire, lo si può fare in sicurezza, si può ascoltare bella musica, si può tornare a incontrarsi nelle piazze stando attenti, quindi con le mascherine e mantenendo le distanze. Siamo di esempio per quelli più giovani che magari sono meno attenti, e direi che poi concerto bagnato, concerto fortunato, sempre meglio, sempre avanti, come si dice. Passava un tassì, lo prese al volo, abbi cura di te, pensava solo. Un concerto dove Red Canziani ha voluto raccontare anche gli invisibili dei palchi, tecnici e musicisti che rendono possibile ogni spettacolo. Mi sembra che le istituzioni l'hanno un po' sottovalutato, quantomeno dimenticato, cioè mi sembra che non si è mai parlato, ho sentito parlare di qualsiasi categoria, ma di quelli che lavorano nello spettacolo non ho sentito parlare. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. E per l'ultima canzone una dedica particolare. Pensa quante persone si sono sentite sole e sono morte da sole, senza il conforto della famiglia o di un figlio, no? Ma perché ogni giorno viene sera